con la collaborazione di Maneggio la Cinta San Teodoro, Olio San Giuliano Alghero, Uniposto Zieri di Letizia De Monte, la maglia ufficiale di SpawnRiver.biz. Le linee parlavano chiaro e alla fine Verbena Rosa ha meritatamente trovato la sua seconda vittoria consecutiva, siglando il premio Confederazione dell'Anglo-Arabo sui 2000 metri per cavalli di 4 anni e oltre. Verbena Rosa, montata con fiducia da Nino Murru, si è mantenuta a centrogruppo, sfruttando l'andatura di comodo imposta dal compagno di colori Zio Fester, che si incaricava di sveltire le frazioni, apparecchiando così la retta alla figlia di Fisiche e Pinta de Rabella, che allungava decise 250 finali da cavola di un'altra categoria, sfuggendo chiaramente ai rivali. Tra questi è emerso per il secondo il buon Zoccolo d'Oro, venuto in progressione da fondo gruppo, mentre la controfavorita Urania Bonorvese restava sul passo, conquistando il terzo posto a discapito di Venere. Per la portacolori del team Cossu è la sesta vittoria in carriera, raggiungendo i 30.000 euro vinti al traguardo. A fine gara le parole del fantino Nino Murru e quelle del proprietario Piero Cossu. Nino, Bruno. mi avevi detto la volta scorsa che era una corsa di preparazione per questa, c'avevi Sì. ragione. Sì, è bello che quando li prepari così, cioè vinci la corsa prima, poi vinci la corsa che ti interessa, soddisfazione doppia, no? Poi che Verbena sia una cavalla che vale, lo sapevi già, lo sapevate già. Oggi ha dimostrato ancora di essere una cavalla che gradisce più 2000 che 1500 e l'ha fatto vedere. Senti, ti ha aiutato il tuo compagno di Sì, beh, scuderia certo. che tu conosci tra l'altro? Sì, Pasquale mi ha aiutato perché dopo la prima curva si andava un po' piano, ha un po' accelerato l'andatura e E a te ti è andata ha di due. giovato, sì, sulla, Complimenti, sulla Nino. corsa. Dai, grazie. Per SpawnRiver.biz nuovamente Piero Cossu con Verbena Rosa, seconda vittoria di fila, una corsa mirata come disse Nino Murru la volta scorsa, di preparazione la vittoria la volta scorsa, questa anche meglio, vabbè 2000 all'estero a genio. Cosa mi dici Piero? Sì, Bruno, la cavalla sta bene, stavamo proprio preparando questa corsa, grazie a Dio ci è venuta bene, la cavalla in ordine. Senti, Via. hai fatto un gioco di scuderia che comunque Zio Fester l'ha mandato a sveltire un Sì, po' l'andatura. un po' sacrificato, poverino anche lui, però purtroppo se c'era poca andatura doveva andare un po' lui a fare la battistrada, così ha fatto il suo lavoro e beh. Sì, direi che gli ha apparecchiato la retta a Verbena Esatto. perché poi ha acceso i motori e ha salutato tutti. Ora come si mette per lei? Se ci lasciano aprire il programma Brunè, a chi li fanno qualche cosa la farà, se no farà l'Union e via. Senti, Zio Fester, ci riprovi col fondo inglese? Io Fester vediamo, se in ordine è il 9, è possibile che lo riposo se ci dà il peso in quell'handicap del 9 agosto. Sempre con i fondi inglesi? Sì, e con i fondi inglesi. Bene Piero, questa Grazie, cavalla Bruno. l'hai levata tu, giusto? Quindi doppia soddisfazione e niente, complimenti e in bocca al lupo Grazie, per il futuro. ridedico la vittoria ai ragazzi che mi stanno dando una grossa mano. Ok, ciao Grazie. Piero. Passa per Verbena Rosa nei confronti di Urania Bonorvese e Venere, anche il Zio Fester e Zoccolo d'Oro alle stelle, facilissima per Verbena Rosa che da cavallo grande di salute si porta a casa la premio Confederazione dell'Anglo Arabo. Se ti piace quello che faccio, contribuisci anche tu acquistando la maglia del blog SpawnRiver.biz, il blog che tratta l'ippica sarda a 360 gradi.